Grazie. Bene, vedete, nelle società feudali europee il sistema fiscale esprimeva in termini tangibili il rapporto diretto che esisteva tra il potere degli imperatori, i signori che lo sostenevano e coloro che lavoravano. L'attività produttiva, quindi il lavoro, era legata all'attività agricola ed era esercitata da uomini che vivevano in condizioni servili. Quindi al di fuori di ogni garanzia giuridica, ma sotto la volontà ed il dominio del signore che nel feudo esercitava il potere giurisdizionale per conto del sovrano con cui aveva stipulato il cosiddetto patto di vassallaggio. Ora, in questo sistema, come bene descritto dallo storico Marc Bloch, il servus restava di diritto la cosa di un padrone, che disponeva sovranamente del suo corpo, del suo lavoro e dei suoi beni. Quindi, ecco, il servus era nutrito nella casa del padrone o nei suoi poderi, era ridotto alla condizione di un vero e proprio bestiame umano ed era annoverato ufficialmente tra i beni mobili. Quindi nel sistema feudale, oltre ai servi, esistevano però anche gli uomini liberi, coloro cioè che, sottrattisi alla condizione di mancipia, quindi in latino condizione di schiavitù o di selvaggio, da qui la parola emancipato, esercitavano per conto proprio le attività agricole di allevamento, le attività artigianali e quelle commerciali. Quindi il loro coefficiente di libertà era commisurato, oltre che alla loro capacità di vendere i propri prodotti al mercato, dalla loro capacità di tutelare la loro ricchezza rispetto ad un sistema fiscale che era parassitario, aggressivo e rapace, direi. Parassitario in quanto i signori locali, privilegiati dalla rendita che conferiva loro lo stato signorile garantito dal sovrano, potevano esigere sia dai servi sia dai produttori liberi una quantità di beni che consentisse loro di vivere nell'agiatezza ed allo stesso tempo di conferire all'erario dell'impero e successivamente anche dei regni che si vennero a costituire a seguito della dissoluzione degli imperi, ossia quello carolingio e quello bizantino, quote consistenti di donativo. Quindi va da sé che anche allora più il sistema fiscale era esoso, minori erano le risorse che consentivano ai produttori liberi di conservare la loro autonomia produttiva e quindi la loro libertà. Specialmente i produttori più piccoli spesso si vedevano costretti a cedere la loro attività produttiva ai produttori più forti e anche ai signori feudali, questo in cambio di protezione, di garanzie che erano pur minime di sussistenza. È vero, restavano liberi, però restavano debitori di obbedienza nei confronti dei loro protettori. Ora, con la nascita degli stati moderni, fino alla rivoluzione francese, in Italia e in Sardegna, si potrebbe dire fino all'unità, dal periodo spagnolo a quello sabaudo, quindi pur dentro cornici giuridiche diverse da quella feudale e dentro dichiarazioni di principio che talvolta appaiono persino illuminate, direi, il sistema fiscale non è meno gravoso, è meno invasivo, non è meno gravoso, è meno invasivo rispetto ai sistemi fiscali feudali. Gravoso e invasivo direi perché, come dire, lo Stato, oltre a sostenere i costi privati della famiglia reale, della nobiltà e delle aristocrazie di palazzo, deve sostenere i costi di eserciti stabili e i costi di un sistema burocratico che è sempre più complesso. Ora, nei manuali di storia italiana si dice che l'indipendenza dall'Austria, volute dalle popolazioni del Lombardo-Veneto, fosse animata da sentimenti di unità nazionale. Forse in questo c'è anche del vero, ma io sinceramente sono più propenso a ritenere che i liberi produttori lombardi e piemontesi, soprattutto i piccoli imprenditori, gli artigiani tessili,
Preciso che in quelle regioni non c'era allora un'industria di tipo capitalistico come in Francia e in Inghilterra, quindi dicevo i piccoli produttori si fossero stancati dell'odioso sistema fiscale e burocratico austriaco. E così scesero nelle piazze, fecero ribarricate nelle strade, sfidando gli eserciti e le gendarmerie austriache. A Milano, a Brescia, i Savoia dovettero prenderne atto e, torto collo direi, dovettero far finta di sostenere la rivolta. Capirono in sostanza che cavalcando il movimento indipendentista sarebbero potuti diventare re di un grande Stato e colpo su colpo, annessione dopo annessione, lo diventarono. Ed eccoci all'oggi. In questa sede, come dire, ci stiamo interrogando sul sistema fiscale dello Stato italiano oggi. E ci stiamo interrogando sulle condizioni che vive il mondo del lavoro, specialmente quello dell'impresa, artigiani, commercianti, operatori del settore turistico, agricoltori, pastori, autotrasportatori, ma direi anche il mondo delle libere professioni. E ci stiamo interrogando sui rapporti che attraverso il fisco il mondo del lavoro e della produzione libera stabilisce con lo Stato. Sto parlando in sostanza di quel lavoro che prima di ogni altra cosa deve badare a se stesso, alla famiglia, ai dipendenti e direi alla ricchezza generale del paese. Sto parlando di quei rapporti che il mondo del lavoro e la società nel suo complesso stabiliscono con il mercato, con le dinamiche della produzione della ricchezza e della politica. Ora, Luca Ricolfi, che è un sociologo, fondatore dell'Osservatorio del Nord-Est, editorialista della Stampa e di Panorama, in un interessante libro edito recentemente da Rizzoli, ossia uno di quei libri scritti, come si dice, a caldo, nel vivo delle questioni, dal titolo assai significativo che è La Repubblica delle Tasse, scrive questo, lo cito testualmente. Dice Ricolfi: il luglio 2011 è stato un momento importante per valutare le prospettive dell'Italia all'indomani della manovra lampo voluta da Tremonti. Non è detto che i mercati siano i migliori giudici della bontà delle nostre politiche, ma non v'è dubbio che, finché non si saranno realizzate le utopie di chi sogna istituzioni economiche europee funzionanti, è con i mercati che dobbiamo fare i conti. Questo è quanto dice Ricolfi. Ora direi che è proprio sotto questo profilo che, sempre sulla base delle osservazioni fatte da Ricolfi, tutti gli analisti hanno individuato la debolezza della manovra almeno in 3 punti fondamentali. Primo, è una manovra risibile, di entità risibile, nel 2011-2012, mentre diventa, direi, draconiana nel 2012 e nel 2014. Cioè, i suoi effetti rispetto alla soluzione dei problemi sono minimi, mentre non si ha alcuna certezza sulla bontà dei suoi risultati futuri. Una delle componenti, questo è il secondo punto, che doveva essere centrale per l'intera manovra, quindi la componente fiscale, che sarebbe dovuta servire da una parte a tagliare il debito e dall'altra a rilanciare lo sviluppo del Paese, è di contenuto sconosciuto in quanto è affidata semplicemente ad una delega. Terzo punto, gli effetti immediati di tutto ciò sono leggibili in un inasprimento, direi, dell'incisività delle entrate, le tasse appunto, a fronte di una scarsa e inefficace riduzione delle uscite. Quindi sprechi, mancata riduzione dei costi della politica, si è fatta solo finta e si è cercato di gettare con proposte demagogiche solo fumo negli occhi, secondo me. E detto questo, tutto ciò pone seri dubbi sulla credibilità del Paese rispetto ai mercati, ma soprattutto lascia serie ipoteche sulla sua crescita economica. Io ritengo che un Paese civile che voglia andare seriamente nella direzione del proprio sviluppo non possa esercitare sui produttori una pressione fiscale alta come la nostra. Ma se la manovra Monti ha fatto piangere gli italiani che lavorano,
non di meno la manovra Monti li fa sorridere. Ora, in Sardegna la situazione è resa più grave da storiche situazioni di mancato sviluppo o di sviluppo distorto, quando ci si è fatto credere che vi sia stato questo sviluppo, ed è resa più grave da un'esosità dei costi energetici superiori che altrove. Parlo di energia, gas e carburanti. Questi ultimi resi ancora più necessari dinanzi a un servizio di trasporti pubblici, urbani e periferici che sono inadeguati rispetto alla realtà geografica del territorio. E da un trasporto, soprattutto per le merci che vengono da fuori, che direi sono la maggior parte, reso più costoso dall'insularità, i costi del mare, sia dal fatto che il trasporto interno si svolge tutto sul gommato. Per non dire poi di un sistema burocratico e di una legislazione complicata, oltre che inadeguata e inefficace per sostenere l'azione delle imprese e quindi lo sviluppo economico della regione. Una legislazione, ritengo, che andrebbe ripensata sia alla luce di una revisione profonda dello statuto regionale sardo, sia del sistema costituzionalistico italiano. Un sistema verticistico, direi giacobino, che si impone dall'alto e che non tiene conto delle diversità regionali e territoriali da cui la Repubblica Italiana è costituita. Tutto il sistema tributario italiano e conseguentemente quello regionale è viziato, direi, all'origine. Vizio che discende, a mio modesto parere, da una visione centralistica dello Stato e da una normativa che è, ahimè, obsoleta. Il nostro sistema di riscossione è impantanato dentro vecchi impianti normativi, direi, di uno Stato e di una statualità che è ancora più vecchia. Parlo di un sistema di riscossione in cui si imbattono quotidianamente le imprese in affanno per la crisi economica generale, per una crisi che è certamente planetaria, ma che la politica o certa politica stenta non solo a comprendere fino in fondo, ma soprattutto stenta ad affrontare adeguatamente. Peraltro, come dire, non sottovaluterei il fatto e l'esigenza che la politica sarda, che dovrà riscrivere, secondo me questo è imprescindibile, un nuovo statuto regionale, se riuscirà a farlo e se vorrà farlo, affronti in profondità il problema di un'adeguata riforma del sistema tributario e del sistema di riscossione in Sardegna. Le semplificazioni e le liberalizzazioni proposte da Monti direi che non vanno nella direzione che le imprese sarde auspicano e neanche, mi sembra, in concreto, al di là delle cose che si dicono nei dibattiti televisivi, neanche a seguito del decreto Monti voglia andare in una direzione della semplificazione delle cose, perché poi c'è tutto il sistema territoriale che deve recepire quanto si stabilisce in sede di governo. E infatti Equitalia e l'Agenzia delle Entrate non sono pronti e non hanno margini di manovra per facilitare eventualmente la soluzione dei problemi. Vi racconto a tal proposito, così in linea di massima e sinteticamente, alcuni episodi che mi sono capitati nel corso della mia professione che riguardavano i rapporti tra il contribuente e Equitalia e che riguardavano delle rateizzazioni per debiti che i contribuenti avevano nei confronti di Equitalia. È successo spesso che queste persone, questi contribuenti, prima dell'intervento Monti, fossero decaduti dalla rateizzazione per il ritardo nel pagamento di una rata. Quindi cosa accadeva? Tu pagavi in ritardo una rata e Equitalia ti chiedeva la somma in un'unica soluzione. Però molti, direi intelligentemente, è vero, sono decaduti, come dire, hanno ritardato di qualche giorno la rata, però hanno continuato a pagare le rate successive. Ora, l'intervento Monti prevede però che tu hai tempo di pagare la rata scaduta entro la scadenza di pagamento della rata successiva. Quindi lo scontro con l'Agenzia delle Entrate è stato in questo senso. La dottrina
la giurisprudenza e il legislatore, secondo l'interpretazione che do io, per le persone che, è vero, hanno ritardato nel pagamento ma hanno continuato a pagare le rate successive, non erano decaduti, perché il decreto Monti prevede che la disciplina del salvataggio delle rateizzazioni, se io pago entro la scadenza della rata successiva, si estende anche alle rateizzazioni pregresse, mentre l'Agenzia delle Entrate riteneva non applicabile la disciplina Monti alle rateizzazioni pregresse, perché diceva, come dire, no, secondo noi sono già decadute perché hanno ritardato il pagamento della rata, non le riteniamo più rateizzazioni in corso, non applichiamo il decreto Monti. Quindi io ho detto, ma guardate che c'è questa legge, ci sono questi provvedimenti, sì, ma noi non abbiamo direttive. Ecco, in questo senso allora il sistema non funziona, perché c'è una disciplina legislativa che ha, come dire, efficacia anche le rateizzazioni pregresse, però l'Agenzia delle Entrate di Equitalia non sono pronte a recepirle, cioè non hanno indicazioni, non hanno direttive e quindi in questo senso non la applicano. Allora, per concludere, si rende necessario, direi, un intervento politico forte, una nuova legislazione che parta dalle esigenze dei territori e dalle nuove domande di libertà, direi, che le imprese stanno oggi ponendo in maniera forte all'attenzione della società. È chiaro anche però che nel concreto si rende necessario sfruttare tutti gli spazi normativi a disposizione e i risvolti giuridici e giurisprudenziali, nonché la dottrina che la complessità del presente sta producendo. Il Comitato Spontaneo Difendiamoci da Equitalia e dal Fisco Ingiusto è nato per sopperire a queste esigenze e dalle altre che nascono quotidianamente. Talvolta infatti, pur in assenza di nuove norme e di misure politiche più incisive, qualcosa può essere fatto e qualche situazione può essere risolta. Grazie. Ringraziamo l'avvocato